Invisible Man. Ma che meraviglia, amici di Scratch! Insomma, puntatona oggi, come del resto, con Scratch. Insomma, io ringrazio tutti coloro che ci seguono su Serenissima TV, che siete tantissimi. Io ci ho visto un po' giusto, è una bella televisione questa qua, dove c'è un pubblico che, insomma, si occupa tanto di musica un po', sapete, quella da balera che non guasta, e la musica popolare, la vera musica popolare che bene si affianca con lo sport più popolare del mondo, ma vale a dire che non soltanto in Italia il ciclismo funziona veramente a livello planetario. Vedremo tra poco delle immagini con una pioggia incredibile, parleremo della 57esima edizione della piccola Milano-Sanremo, Veneta, a Rossano Veneto, e facente parte del 36esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, dove 160 ragazzi allievi di 15-16 anni hanno affrontato una giornata da tregenda, e la bellezza di queste immagini non ve la voglio certo svelare, tra poco le gusterete voi, per far capire alla gente che c'è una massa giovane, importante, e che saranno coloro che poi saranno leader nella vita di tutti i giorni. Non occorre diventare campioni quando dei ragazzini in quelle condizioni riescono comunque ad andare avanti, a tirare avanti e tener duro. Commenteremo queste belle immagini e non soltanto, avremo la presentazione della World Service Brenta e anche la presentazione del gruppo sportivo Mosole, ma lo faremo insieme al consigliere regionale Rudy Mosole, al quale io attribuisco un applauso. Non presidente, oggi consigliere regionale. Buonasera. Neoeletto. Grazie anche a Luca Zanetti, direttore sportivo, un altro applauso. Luca Pavanello, di te ne avremo da parlare anche un po' di pista. E grazie anche a Paolo Gobbato, il nostro amico, sponsor e oltretutto vice sindaco di Pove, dove tra poco arriveremo anche là con il Gran Premio. E tutti questi bei bambini, ma dai, fatevelo, va un applauso. Parto subito con Rudy, intanto grazie per essere venuto, so che insomma affrontate un piccolo viaggio ogni volta, no? E quando portate tanti bambini così è l'inno alla gioia di promettere un ciclismo nel 2013 importante. Tu ti occupi come presidente di 55 ragazzini, che non è poco, e in più oggi con una carica federale. Grazie Nicola per l'invito, e mi fa piacere anche portare una piccola parte del nostro staff, perché siamo su con 2 furgoni, non era possibile muovere anche tutti perché domani c'è anche scuola, e presentare anche chi è poi l'anima della società. C'è un gruppo ben più ampio, però qui c'è la roccaforte con i 2 direttori sportivi, mancano i 2 ragazzini nuovi che stiamo inserendo, che è Enrico e Giacomo Bissoli, e questo ci spinge a mettere in bicicletta più ragazzini possibile, perché per noi è una missione, l'ho detto sempre, dare la possibilità a questi ragazzi di fare uno sano sport, un ambiente sano, con dei direttori sportivi che hanno un'esperienza eccellente, perché i 2 Luca hanno trascorsi importanti, e Luca addirittura Zanetti ha corso col CS Mosole, ha voluto iniziare proprio la sua esperienza ciclistica con questi colori, e Luca Pavanello è stato professionista. E la mia fortuna è che sono riuscito a coinvolgerli e loro mi danno un aiuto. Si è aggiunto un incarico importante, che è quello di consigliere federale, regionale. Ho voluto accettare questa sfida nella speranza di imparare qualcosa di nuovo, e dopo un mese ti dico già che è un impegno come, non sembra come tanti, però è un impegno che devi dare disponibilità. Mi chiamano società che hanno i loro ovvi problemi e devo cercare di aiutare tutti, perché si parlava anche di venire su adesso in macchina. Le società che devono fare attività promozionali giovanili devono avere per forza di cose un circuito sicuro, perché sennò i genitori non danno questa possibilità, perché hanno paura che i ragazzini si facciano male. Noi abbiamo la fortuna che il nostro presidente lungimirante, che è Remo,
ci ha fatto un percorso al sicuro in un parco bellissimo, però ci sono società che oggi hanno delle difficoltà. Ho 2 esempi che a giorni dovrò andare a vedere per cercare di aiutarli, perché noi non possiamo fare le cose in palestra. Io dico sempre, una amministrazione comunale, qualsiasi, Paolo, dato sei anche vice sindaco di Poggio del Grappa, è un percorso culturale quello, perché se si parla di ciclismo è chiaro che viene da sé che il ciclismo dove si pratica? Nelle strade, oppure se si ha la fortuna di avere una bella giornata poterla praticare anche in pista, ma non è la stessa cosa. A me piacerebbe che ogni comune, anche piccolo, riuscisse a strapolare una piccola zona anche rurale da poter fare quei piccoli circuiti dove i ragazzini possono insomma andare a praticare il ciclismo, ma anche sotto forma di educazione, nel senso, perché no, creare delle barriere, creare anche delle segnaletiche stradali, tanto per cominciare a capire come ci si muove in strada. È un percorso lungo, lo capisco, oggi capisco anche che le piste ciclabili sono piste rubate al marciapiede, gli danno una mano di vernice, siamo in Italia in questo, però bisognerebbe cominciare a creare un po' un sistema, una massa. È un po' un'utopia, nel senso che è un percorso difficile. Urbanisticamente l'Italia è quello che è stata, abbiamo avuto un'urbanizzazione con tante regole ma quasi sempre disattese e con poca pianificazione e quindi è difficile preparare dei percorsi permanenti, cioè, finché si tratta di preparare il percorso per una giornata, per una mezza giornata è anche abbastanza, si può fare, però è difficile, tu che le prepari lo sai, io che ho fatto organizzato qualche manifestazione è molto difficile perché devi utilizzare anche tutto un servizio d'ordine per garantire che nessuno si faccia male e poi sai quando si chiude una strada che magari è di grande percorrenza hai i problemi. Ma questo è un discorso che funziona quando uno deve fare una gara in strada, sì. Chiaramente quello è. Però Luca, voi quando allenate cosa vi serve? Per portarli in sicurezza i bambini? Perché so che ci sono società che hanno chiesto e hanno trovato alcune in qualche comune dei terreni che li hanno in qualche maniera riattati. Cos'è che vi serve poi in realtà? Che circuito, voglio dire? Serve un circuito, noi siamo fortunati che abbiamo quello in Cava, ma so che altre società usufruiscono zone industriali, si mettono sui vari incroci genitori. Ma io dico lasciamo perdere la zona industriale, il sabato non lavorano, però c'è quello che va a lavorare il sabato, la domenica insomma esce, può essere un pericolo. Tante volte quando la soglia dell'attenzione cala è là che succede il guaio. Io dico proprio, in un comune, io sono un appassionato, mi voglio mercare nelle vesti di Rudy Moso, no? Vado dal comune, vado alla regione e chiedo, ma è possibile mai che non si possa fare un percorso stabile con anche un po' insomma anche qualche spogliatoio si fa nei campi di calcio, ma un campo di calcio, no, 105 metri per 65, insomma è un'estensione che potrebbe starci un percorso ciclistico, o sbaglio? Ma assolutamente sì, non è indispensabile che lo facciamo sull'asfalto. Soprattutto è anche forse più pratico fargli fare il prato, magari con qualche collina o qualche movimento, anche perché così si allenano a fare anche... È impossibile, cioè, voglio dire, i campi di calcio ci sono dappertutto, ce ne sono in ogni paese. Sicuramente, penso che alla base di tutto ci sia una mentalità che un po' alla volta deve cambiare, altrimenti certe cose fattibili diventano... Perché capisco che Paolo dice che non si può fare, insomma. Certo, capisco che se devi fare una gara è qualcosa di diverso. Là ci vanno le autorizzazioni, certo. Potremmo aprire un libro, lo faremo, sì, su quello che sono anche diciamo, le regole da rispettare, non soltanto per coloro che organizzano, ma anche per coloro che stanno fuori, che non devono entrare quando c'è inizio gara ciclistica, fine gara ciclistica, articolo 9, vabbè, ne parleremo. Però se io sono sindaco di una cittadina, insomma non penso che costi l'ira di Dio prendere un fazzoletto di terreno e riattarlo, cioè per poter fare una scuola di ciclismo. No, ma difatti la provincia di Treviso è la provincia più ciclistica d'Italia, per altri aspetti magari ha le proprie lacune, insomma, però credo che si stia facendo già qualcosa e quindi ecco, noi vorremmo che proseguire così. Di più, perché ogni comune potrebbe avere il suo campo
Questa è un'idea che voglio dire, la butto là. Hai detto giusto, hai toccato il problema, basta che ci sia la disponibilità di un'area, poi le varie associazioni sportive si attrezzano per fare i percorsi, può diventare anche perché un non è business. indispensabile che si allenino sull'asfalto, l'ho detto prima, adesso anche un diversivo. Un circuito chiuso, che potrebbe essere Ma anche... mi viene in mente quello. che il Piave, chi è in vicinanza del Piave, dove c'è il demanio, basta avere un'area protetta dai veicoli e a uso dei gruppi sportivi. Mettere, non so, 2 docce. Io dico solo queste cose qua perché la gente forse prende paura, no? Parli di bicicletta, parli di strada, e allora anche gli amministratori, Paolo, se sbaglio correggimi, pensano, ma cosa ci va? Non so, ci va un'estensione enorme. No, un fazzoletto di terra come un campo da calcio, con 4 spogliatoi, un po' di docce, dove lì ci può essere anche una multidisciplinarità, voglio dire, si può fare la scuola di ciclismo, dove anche le scuole, mi vengono in mente così, tanto tu cur, che siamo qua, che parliamo, si può fare un piccolo mini golf, si possono fare mille attività, sì, alle quali ci può anche corrispondere un buon prezzo, cioè vale a dire un affitto di locazione. Nicola, costa sicuramente meno di una palestra che deve essere riscaldata e ha le sue manutenzioni. E comunque fai comunque un'attività sociale e un beneficio. Non ho detto una cazzata. No, assolutamente no. Allora fatemi un applauso. Per una volta. No, perché io la scorsa settimana, citando la Popolarissima, che ha 98 anni, ho fatto una battuta chiaramente, nel senso che a quell'epoca avevamo già come presidente del Comitato Regionale Veneto un certo Raffaele Carlesso, nel senso che io guai chi tocca le persone che sono datate perché hanno la memoria, però ci va un po' di spirito giovanile, anche perché bisogna anche, il dialogo penso che sia diverso. Voi come vi interfacciate con i bambini? Ti faccio un esempio, Luca. Adesso io non sapevo come spegnere il cellulare, no? Quindi ho comprato un cellulare di ultima generazione perché l'altro mi si era rotto. Sì. Un bambino qua di 7, 8, 9 anni mi ha guardato come se fossi un rimbambito e me lo ha spento in un nanosecondo. Ma lo fanno così, credo, come se fosse veramente bere un bicchiere di acqua fresca. Voi come vi interfacciate con loro? Allora, o siete voi degli spiriti guida bravissimi? Non è semplice, però credo che se si vuole veramente interpretare il ruolo e comunque anche l'impegno di essere direttori sportivi, bisogna migliorarsi sempre di più ogni giorno. Io l'inverno scorso ho fatto il corso di direttore sportivo e sapevo che era utile, ma non pensavo così utile, perché mi sono accorto facendolo, dando l'esame e tutto, e non pensavo, serve aver corso in bici, però loro hanno bisogno di altro, anche perché dopo insomma ci sono tanti inconvenienti, questi li risolvi, impari a risolverli conoscendoli meglio. Insomma. Ecco, questo lo dico e mi fa piacere quello che tu hai detto, perché dimostra la tua umiltà, perché ti metti a disposizione, ma quanto è importante calarsi in questo principio, perché hai a che fare con dei bambini, cioè loro sono è la parte più preziosa dell'umanità, se andiamo a vedere, quindi uno che parla così, io lo darei volentieri mio figlio in mano, se vai, fai perché tu sei un tutore, sei un motivatore. Sì, sicuramente lo scopritore è il presidente Rudi, che prima con Luca, prima anche con altre persone, poi girando sempre un po' a largo ha coinvolto anche me, mai pressandomi, però sempre facendomi capire che alla fine è una cosa importante, insomma, i giovani altrimenti non si ha un vivaio, niente. Tra poco manderemo il primo servizio sulla World Service Group, un bellissimo, tu eri presente, una bellissima vernice, insomma, grandi nomi, e quello va bene perché tra poco dimostreremo come anche le capacità, le eccellenze possono funzionare e debbano essere una sorta di ispirazione per coloro che non possono, ma con le idee possono compensare. Ma Paolo, come amministratore, io dico, loro sono degli educatori a tutti gli effetti, no? Non tutti, ma in tutti gli sport, però questi sono educatori, fanno dei corsi, eccetera. Secondo te è importante che la pratica del ciclismo determini anche dei valori aggiunti? Noi ci siamo occupati tante volte con i familiari vittime della strada degli incidenti del sabato sera, il fatto che il pericolo per tanti giovani che non hanno purtroppo praticato sport, perché questi sono il trend, il pericolo non è nel loro DNA, mentre a quest'età riescono forse anche a interpretare e un domani a metterla a buon servizio, a pro bono loro. Certo, è importante. Uno sport praticato è anche appunto un qualcosa che dà un passo in più
nella vita. Che lo sport tenga lontano dalle tentazioni più che dai pericoli della vita è innegabile. Scopo degli educatori, scopo anche degli amministratori è tener lontano i ragazzi da cattive strade, e lo sport è uno di questi, è uno anche di questi. E allora adesso, approfittando perché a un bambino gli scappa la pipì, noi mandiamo il servizio della World Service, così poi lui può fare comodamente i suoi bisognini, è vero, e noi ci godiamo questo spettacolo. Avanti con questo bel servizio. «3 marzo 2013, Gran Teatro Geox di Padova, Marco Masini, Cesare Ragazzi, Moreno Morello, Alessandro Fabretti e oltre 700 persone e appassionati per la presentazione delle stelle. Tutto questo è World Service Brenta del patron Massimo Levorato. Una società questa che sta scrivendo una storia fatta di aggregazione dove il manifesto è non lasciare dietro nessuno. Una presentazione condotta dall'amico Alessandro Fabretti. Io sono qui in qualità di ospite, però l'atmosfera che tu respiri quando sei a una presentazione è un'atmosfera particolare, perché sai, poi quando corri di fatto lavori. L'unico momento veramente nel quale puoi assaporare, puoi godere di tutta la bellezza del ciclismo e dell'affetto, del calore del ciclismo è questa, quella della presentazione. Poi Massimo Levorato e il suo World Service Brenta fa le cose fatte bene, e quindi veramente ci sono ospiti impressionanti. E allora Marco Masini, quante canzoni ha scritto e quante canzoni ha cantato, e poi Moreno Morello, Striscia la Notizia, e poi sai che c'è per me e per te, ma magari anche per voi, Chiara Sgarbossa, dove la metti? Bella come il sole. E poi c'è un certo Alessandro Fabretti. Sì, ma io sono il signor nessuno, io godo solamente di questo ciclismo, perché a me continua sempre a piacere, perché è vero che tanti sono stati i problemi, ma se i problemi sono serviti perché questo sport potesse rinascere, allora sai che dico, siano stati benvenuti questi problemi. I molti invitati hanno portato grande pregio alla manifestazione, abbiamo avvicinato alcuni personaggi, sentiamo. Allora, le biciclette raccontano molto la sofferenza, poi dopo la vita comune, no? A me pare che la bicicletta racconti un po' la vita di tutti noi. Beh sì, direi di sì. È una metafora che comunque sposa il percorso della vita con le difficoltà, con l'orgoglio, con la propria dignità, quindi credo che sia uno sport sotto il profilo anche umano completo in tutto. Visto che tu sei un artista, sei un cantante, il ciclismo ha le sue peculiarità ma anche le sue tristezze. Insomma, Sanremo come è andata secondo te? Meno intelligente degli altri anni o la spocchio dell'intelligenza? Ma quando i numeri parlano così, credo che, intelligente o no, sia stato un Sanremo funzionale sotto tutti gli aspetti. L'unica cosa, Fazio e Letizietto molto bravi, l'unica cosa che posso rimproverare è lo spazio dei giovani, perché un tempo forse si dava più spazio alla nuova musica italiana, oggi si lascia un po' in secondo piano. Ma questo non in questa edizione, un po' da 5-6 anni, mi piacerebbe che i giovani avessero più possibilità per potersi esprimere. C'è troppo nonnismo? No, ci sono troppi interessi e c'è comunque priorità diverse rispetto alla musica. Cos'è che ti piace di più del ciclismo? Ma ripeto, io tra l'altro da piccolo ho avuto anche così la fortuna di praticarlo un po' con mio padre, andavamo in bicicletta e avevo forse 10-11 anni. C'è di bello la voglia di arrivare bene e essere consapevoli dello sforzo che si sta facendo, quindi questo credo che rafforzi proprio anche il carattere di un uomo, non solo il lato sportivo. Cesare, tu sei stato un'icona, io ero piccolo, non che tu sei vecchio, sei mio figlio, io sono invecchiato molto più di te, tu hai trovato la ricetta, oltre che per i capelli, anche per la gioventù. Io sono rimasto un bambino, perché curarsi la propria immagine fisica e estetica è una cosa molto importante che le persone dovrebbero fare, volersi bene e amarsi. Non c'è molta cultura di fare questo, però io ho avuto questo problema dei capelli. Io ricordo un tuo slogan, mi è venuta un'idea meravigliosa in testa, qualcosa del genere. Ma io avevo il problema della calvizie, nessuno mi aveva aggiustato, che avevo 25 anni, e allora mi sono creato l'infoltimento
non invasivo, perché l'innesto del capello l'ho inventato io 47 anni fa. Difatti il mio nome, grazie a quell'invenzione che ho fatta, è noto in tutto il mondo, dal Giappone all'America, che ha un'idea in testa. Tanti ti hanno gufato, però tu hai avuto un grande successo. Ma il gufato così, sono tutte persone nel settore e l'idea è sempre la geniale, la prima che vince, la Ferrari è sempre la Ferrari. Oh, parliamoci qua, Berlusconi è un po'... Hai inventato il tuo metodo, insomma. No, Berlusconi ha fatto una soluzione invasiva, perché usa la polvere. La polvere va bene da sparo, ma non da darsi in testa per far vedere che non ha più capelli. Io ci sto lavorando su di lui per arrivarci e infoltirlo col mio sistema, perché è una persona che esteticamente io l'ammiro come grande comunicatore. Politicamente non mi interessa perché sono imprenditore, però lo vorrei averlo come cliente, perché io le darei veramente una nuova idea meravigliosa in testa per andare avanti e avere ancora successo nel suo PDL che ha. Ti vedevo interessato con Cesare Ragazzi, ma non mi pare che tu abbia problemi. Al momento non ne ho problemi, mi stava raccontando i suoi trascorsi commerciali, allora ero interessato di scoprire alcune cose. Ma tu che ci azzecchi col ciclismo? Io, come direbbe Di Pietro. Perché si sa sempre che gli atleti quando sono molto giovani molto spesso corrono a piedi, poi quando si avvicinano alla parabola della prestanza fisica scende, molti si avvicinano al ciclismo, io già mi sto lentamente avvicinando, poi ho visto che ci sono dei mezzi particolarmente performanti, allora vengo con molto piacere. No, a parte gli scherzi, io generalmente dove ci sono ambienti ricchi di sportivi, tanto più se sono così giovani, vengo sempre molto volentieri. Ecco, da Striscia vorrei sapere cosa pensate di queste ultime politiche dove abbiamo visto un movimento incredibilmente... Noi generalmente non pensiamo mai, osserviamo sempre molto bene ciò che succede. Quindi anche in questo caso nel ciclismo. E quindi anche in questo caso nel ciclismo. Okay. Un'annata che vorrà replicare le annate precedenti, una società questa che è votata ad un ciclismo fatto di regole e che non ha uno sguardo rivolto soltanto alla strada, anzi della multidisciplinarietà ne ha fatto un simbolo. Massimo Lavorato, il Rinascimento italiano è stato proposto per il bello ed è una storia tutta mondiale ma italiana il Rinascimento, sul bello, sul Da Vinci, sul Mantegna, si è costruita una vera Italia e sul bello si possono anche costruire delle belle presentazioni che possano essere delle promesse di una bella stagione e credo che questo, fuori di dubbio, la World Series riesca a fare questo. Sì, senza dubbio le fa queste presentazioni, non certo per ostentare una filosofia di immagine a tutti i costi, ma le fa perché vuole far vedere a questi ragazzini che anche il ciclismo ha delle persone che hanno voglia di organizzare eventi alla moda e quindi non dobbiamo subire il fascino di questo calcio imperante. Poi il doppio sforzo è quello di coinvolgere degli imprenditori importanti che magari sono già stati nell'ambito del calcio in maniera molto importante, o qui vicino il signor Cesare Ragazzi, e farli appassionare e dirgli guarda c'è anche questa opportunità, c'è la bicicletta, e loro molto gentilmente arrivano e vedono, respirano un po' questa nostra aria. Allora una domanda è questa, come mai se in Formula 1 si ostenta una presentazione importante, guarda che bello, o nell'hockey o nel calcio come dicevi tu prima, è un simbolo, è qualcosa quasi normale, nel ciclismo riusciamo sempre a farci un po' del male e riusciamo ad avere questa invidia che a me sinceramente piace poco. Ma io spero non ci sia più questa sensazione di invidia. In questo caso e in questo evento c'è la razionalità di mettere insieme tanti sponsor, tante piccole gocce che ci danno l'opportunità di realizzare un evento così importante. Se una persona spende 50.000 euro da sé è pesante, ma se ci sono 50 sponsor che partecipano, ritengo che si possa metabolizzare un evento di questo tipo in maniera serena e rendendo felici tutte queste persone che tu vedi. Una nota piacevole è stata la bella organizzazione curata dalla campionessa del mondo giornalisti Ilenia Lazzaro. Complimenti. Mitica Alessandra Grande e Nicola. Ma sento o non sento? Sento.
il sentire un sentimento, una sensazione meravigliosa, questo applauso di questi bambini, completamente spontaneo. Chi è che crede in Pinocchio? Spontaneo perché gli abbiamo detto noi di applaudire. Dai, un altro applauso. Così facciamo vedere alla vostra età che la televisione non è mai sempre la verità, anzi, molte volte è proprio bugia. Allora, abbiamo visto questa bella presentazione, credo che un consigliere è appena eletto, insomma, è d'obbligo che vada a questi tipi di happening. Certo, qua abbiamo il GOAT del ciclismo, World Service vuol dire anche estendere le proprie mani su altre società satelliti, da una mano d'aiuto, tanto per dire a Sant'Angiolese e anche altre società. Cioè imprenditori così ce ne fossero nel ciclismo. Ma io l'ho detto quel giorno alla presentazione, un plauso di merito a Massimo perché ha rinvigorito un po' una zona che si stava un po' spegnendo, perché ha portato vitalità, ha portato anche economia, perché serve fare coi soldini, non si fa, senza soldini non si fa niente. Ma ti dà anche un po' di morale, perché tutti si lamentano. Ha fatto una società che oggi è ai vertici del ciclismo nazionale per la categoria juniore, sta facendo veramente bene, organizza corse, ha dato vitalità anche alla trasmissione teleciclismo, insomma, tanto di cappello, perché tutto quello che porta beneficio al ciclismo aiuta. Pavanello poi porta anche i ragazzi in pista. Perché la pista, insomma, grazie anche a lui, quello scorso anno si sono vinti i tricolori, sono delle belle promesse. Però sempre il discorso, abbiamo bisogno di interventi così, che alle volte sono spot, ma se non ci sono dei velodromi che funzionino 12 mesi all'anno, la vedo poi dura. Anche là, che poi il direttore sportivo fa un po' fatica a mandarli in piena stagione, quando è estate, che ci sono le gare su strada. Ci fossero dei velodromi coperti, ma non uno a Montichiari e basta, ce ne dovrebbe essere uno per regione. Sì, la World Service penso sia merito tanto di Marco Gemin, che vedo che fa dal ciclocross, strada, pista, e poi anche il suo presidente lavorato. Li ho visti anche domenica, che mi sembrava hanno fatto primi e secondi e altri sui 10. Penso siano la squadra più forte. Ma sono i direttori sportivi che tirano indietro a mandarli, oppure perché mancano oggettivamente anche delle opportunità? Beh, adesso gli juniores allievi tanto vanno a scuola. Se devono andare a partire a Montichiari perdono giorni di scuola, tempo, denaro, devono star via a partire la mattina, ritornare la sera. Un velodromo a Treviso è fantascienza a questo punto, perché io credo che poi dopo si può dipanare quello che vogliamo, Rudy. So che tu sei parte in causa, a me non me ne frega niente, a me l'importante è fare un velodromo. Io ho sempre detto, e non è da oggi, e forse da anni, che un velodromo si può costruire, no? Però il velodromo bisogna anche mantenerlo, perché se no fai una cattedrale nel deserto, puoi mettere tante teste, non vanno d'accordo, e più il tempo che si baruffa per poter entrare dentro, oggi vai te, domani vado io, diventa un problema. Per cui ci va, secondo me, anche lì una dote di eccellenza. Io faccio un velodromo, ma prometto di poterlo mantenere. Questo è impossibile. Allora, bisogna spiegare anche per chi non sa che il Veneto è dotato di 7 impianti. Tutti scoperti però. Del velodromo si parla nel Veneto già del 1985, quando sono stati organizzati i mondiali su pista a Bassano del Grappa. Che per fortuna non ha mai piovuto. E la pista era scoperta. Certo, poi crescono altre esigenze e bisogna tutelare anche la diretta televisiva, ci vuole un impianto moderno come sia. E il velodromo di Treviso abbiamo già perso 2 treni, uno con Omini e uno con Ceruti. Adesso sembrerebbe l'anno giusto questo, sembra che la federazione abbia questo stanziamento di 30 milioni di euro, che sono diventati già 27 perché nel frattempo sono passati 6 anni e hanno perso dei soldi perché con la burocrazia. Non sta a farmi spiegare queste cose qui perché le so. Che un po' di interessi, no? Niente, ti ridecurta. Diciamo che il contributo è stato dato per fare la pista e organizzare il mondiale su pista nel 2012. Nel 2012. Oggi siamo nel 2013 e del progetto non si sa ancora niente. Di conseguenza il governo che ha dato questa fiducia ha iniziato a decurtare un po' per mettere anche il pepe. Possiamo dire che questa è una trasmissione diuretica?
Ecco i bambini così, Nicola, non ci puoi fare niente. Oh, finché fa fare pipì va bene, l'importante è che non faccia un'altra cosa. Adesso Di Rocco dovrebbe lanciare il bando che riguarda tutti i comuni o i privati all'interno della provincia di Treviso. Questa non è una trasmissione seria, mi dispiace. All'interno della provincia di Treviso. Vediamo cosa si partorisce, penso che il 2013 dirà cosa succederà. Noi ci auguriamo, io mi auguro che vada in un posto dove si possa, insomma, creare quelle sinergie giuste, non perché spesso la politica fagocita, porta, eccetera. Io credo che siamo all'alba di un nuovo giorno, Paolo, ma non perché c'è il Movimento 5 Stelle, perché dovremo vedere cosa farà, se farà, però una cosa è certa, che è un movimento che ha portato un'aria diversa, nel senso ha fatto compartecipare realmente la gente ad una campagna elettorale. Allora, io non voglio dire che abbiamo trovato il Salvatore, però il segnale importante è che la gente ha un po' di speranza e come dice Francesco, guai al mondo perdere la speranza, Papa Francesco I. Quindi credo che questa sia una cosa importante anche per coloro che devono fare gli amministratori, Paolo, in qualche maniera. Sì, è comunque un segnale importante. Muovere così tanti milioni di persone che evidentemente hanno una volontà di cambiamento è una cosa da tenere in considerazione. Però volevo dirti una cosa, a volte il problema non sono i soldi, visto che parlavamo prima di investimenti, perché alla fine se c'è la volontà i soldi si trovano, perché si sono trovati anche in tempi difficili, c'è bisogno di volontà e di lavoro di squadra comunque. E noi ci auguriamo che con i nuovi innesti qualcosa si possa vedere, perché io continuo a dire che Velodromice dovrebbe essere uno in ogni regione. A proposito, abbiamo sentito Cesare Ragazzi, voi mai da Cesare Ragazzi, ne vedo due che state mica messi bene. Con te si potrebbe anche pensarci. Io non so di cosa parli. Ma tutti io li trovo gli ipocriti. Grazie Cesare. No, non è vero. Comunque adesso partiamo di nuovo con la stagione dell'Unione Ciclistica 2000. Una società che in qualche maniera sono tanti anni che si spende nelle grandi organizzazioni, quasi sempre a carattere giovanile, cioè con gli allievi, con qualche predisposizione ogni tanto agli esordienti, ai giovanissimi e con la Tresserre di Bassano. Un impegno che dura da lunghi anni, premiato sicuramente dai giovani ragazzi che vengono e partecipano a questa manifestazione. Allora andiamo a Rossano Veneto, una giornata da Tregenda, l'abbiamo detto a inizio trasmissione, però una giornata che veramente ci dà la cifra di cosa vuol dire investire sui giovani e sicuramente è qualcosa di importante e sono impressionanti, secondo me molto emozionanti le immagini che andiamo a vedere. Rem Device, impulsi preziosi. E con le immagini siamo a Rossano Veneto per la 57esima piccola Sanremo del Veneto, categoria allievi, e facente parte del 36esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Tutto è pronto, giudici, Cipriano Chemello, direttore di gara, insieme a Giuseppe Sartori, misurazione dei rapporti, un freddo boia, ma 162 gli iscritti per 150 partenti, più di 150 partenti. Insomma, questi sono i numeri di una tappa oramai storica della categoria allievi. Qui hanno vinto veramente i grandi, Flavio Martini, ma non soltanto. Qua hanno preso parte i Rino Piccoli che ancora oggi danno grandi capacità di eccellenza nell'organizzare, nel trovare quelle alchimie giuste perché sì, il percorso possa essere funzionale e sicuro. Andrea Gastaldello, Willy Ertilestina, assessore allo sport di Rossano, dà il via al grande plotone insieme a Gilberto Trevisan, sindaco uscente di Rossano Veneto, per questa gara veramente invernale, un freddo boia, addirittura nevicava sul percorso in alta montagna, per modo di dire, dopo un circuito cittadino da ripetersi 3 volte nell'avvio, ci si trasferisce verso l'alto, Mussolente alto, e là veramente le temperature erano non più di 2 gradi. Allora, cosa vuol dire? La cifra di questo è
150 ragazzini di 16, 15, 16 anni che hanno voglia di sacrificarsi e alla domanda cambiereste sport tutti hanno detto all'unisono mai cambiare sport, questo è quello che ci piace. Allora, indipendentemente dalla gara, indipendentemente dall'UC 2000 che organizza queste gare oramai da una vita, indipendentemente da coloro che in qualche maniera all'ultimo momento dicono si tirano indietro su una gara del genere che ha 57 anni di storia e una memoria importante che oggi è celebrata da questi ragazzi che stanno dando dimostrazione di una cosa fondamentale in questo periodo di grande confusione italica, nel senso che sono ragazzi che sono votati al sacrificio, alla voglia di fare sport anche quando le condizioni del tempo sono veramente sfavorevolissime. Ma andiamo alla gara, qua ci sono tante le squadre, abbiamo il Monselice, il Luc Bovolone, reduce dalla vittoria dello scorso anno del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, poi abbiamo il team Este Bosaro, abbiamo l'Asolano, il Dino Oliviero 73 Postumia, il Cordioli di Qui Giovanni, il Mirano, poi abbiamo ancora la Bici Sport, Bruno Gaiga, Fiumicello, Cigling Team Mainetti, il Giorgione Aliseo, la Cartura Nalin, Giorgione Aliseo che cerca di trovare il riscatto allo scorso anno dove li ha visti poco protagonisti, ma quest'anno sicuramente hanno voglia di mettersi in vetrina, il Cicli Bonin Zanon, poi abbiamo la Forlivese, la Sant'Angiolese, Scuole di Nuovo, Foen Battistelle, Unione Ciclistica Lupi, Bassano 1892, il Veloce Club Bassano con il Veloce Club Città di Marostica, l'Isolano Stella 81, poi abbiamo il Veloce Club Schio 1902 e la Villa Dose. Queste sono le squadre partecipanti. Intanto vediamo alcuni corridori, abbiamo appena visto Fabio Visentin del Giorgione, ma lì davanti sicuramente c'è un certo Michele Battistella che non ci sta, vuole assolutamente essere protagonista di questo Gran Premio Comunità Montana targato 36. Abbiamo detto una giornata di tragedia. Allora io una riflessione vorrei farla, visto che il canale che ci ospita è un canale veramente popolare, mi piace la parola popolare vuol dire gente che sente, gente che tutti i giorni è a confronto con la vita vera, con la vita quotidiana, con le bollette da pagare, con il lavoro che manca, oppure con il sacrificio per mantenere le proprie famiglie, con il sacrificio di poter educare al meglio i propri figli. Ecco, questa è l'emittente giusta per poter fare questo discorso. Questi sono ragazzi di 15-16 anni che dentro il loro DNA hanno il sacrificio, la volontà di pedalare per arrivare primi, anche se poi dopo diventare campioni è tutta un'altra storia e questo loro lo sanno, però intanto creano quel background, quell'humus, quella capacità di poter mettere cose importanti o perlomeno cose che sono esperienze importanti per la loro crescita. Questo è il vero valore di questo 36esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, 57esima piccola Sanremo del Veneto, perché vuol dire che abbiamo ancora tante risorse da poter giocarci per quest'Italia che pare tormentata dal diniego, dalla poca volontà dei giovani. I giovani se gli dai delle possibilità di poter emergere, ecco, fanno la loro figura e sono migliori di noi. Ancora questo bel primo piano abbiamo visto proprio Visentin Fabio, ancora il Giorgione, ma tutti quanti lì davanti. Tra poco rivedremo sull'Erta che comprenderà Liedolo per arrivare a Mussolente e qua veramente un freddo incredibile. Un ringraziamento alla Willier Triestina, alla SLSMP, a tutti gli sponsor, alla Rem Device che ci danno l'opportunità di poter compensare dove tanti hanno, diciamo così, tirato indietro. Questa era una gara che non era dell'Unione Ciclistica 2000, qualche anno fa ci hanno chiesto per favore di poterla mettere in piedi e noi con coraggio e con devozione abbiamo voluto dare la nostra adesione e poi all'ultimo momento coloro che ci hanno dato questa bella, secondo noi, questa bella gara in eredità si sono tirati indietro, mai dover rinunciare a una gara del genere perché è una gara veramente storica per il movimento triveneto, una gara che dà un'importanza importante. Guardate le immagini, questi ragazzi oggi potrebbero essere a fare festa in discoteca e invece sono qua. Pensate che qua ci sono 2 gradi, noi abbiamo rilevato proprio sulle colonnine del termometro proprio 2 gradi, tanti scendono di bicicletta, sono distrutti, si replica alla vera Milano-Sanremo dove tutti i professionisti sono stati colti dalla tormenta di neve, a poche centinaia di metri, ricordatevi che qua nevicava
e oggi veramente i corridori se la sono dovuti affrontare al meglio, ma questi corridori sono ragazzi di 15-16 anni, non venitemi a dire che se noi adulti non diamo opportunità ai giovani, i giovani sanno rispondere alla grande. Ancora il numero 96, vorrei citarli tutti, questo è Michelini Denis della Boninzano, vorrei citarli tutti dal primo all'ultimo. Però sta di fatto che questa è la gara delle gare, la gara di inizio stagione, il Veloce Club Bassano 1892, anche loro lì, poi dopo parte immediatamente un trio, scollinamento, sullo scollinamento prendono qualche metro di vantaggio e chi sono? Sono Zecchin, Battistella e Gobbi che si avvantaggiano rispetto al gruppo, prendono prima 20 secondi, adesso sono a 30 secondi dal gruppo inseguitore, ma lì ci sono tutti i migliori, le squadre migliori, c'è il Postumia, c'è Giorgione Aliseo, la Sant'Angiolese, ecco queste sono le squadre che sicuramente vorranno sicuramente vincere il Gran Premio Comunità Montana del Brenta. La Sant'Angiolese come sponsor è una affiliata della World Service Brenta. Giorgione Aliseo, abbiamo detto, l'abbiamo raccontata settimana scorsa, una grande famiglia, oltre 100 anni di storia questa società, capitanata da Leopoldo Fogale, grande anima di questa società, e poi dopo abbiamo il Postumia che ha consegnato grandi corridori negli ultimi anni, uno su tutti, Federico Zurlo, che la popolarissima ha perso di qualche centimetro, ma se tutto fosse andato come doveva andare, non avesse forato a 1 chilometro dall'arrivo, sicuramente avremmo raccontato e messo negli archivi la popolarissima targata a 98 anni a Federico Zurlo. Queste sono le realtà che costruiscono le eccellenze del ciclismo in Veneto. La Postumia l'abbiamo già raccontata, non ci smetteremo mai di dire quanto bravi sono gli atleti, ma i direttori di corsa. Adesso siamo arrivati al circuito, 5 giri, circuito finale che comprende un po' il cuore di Rossano Veneto. Rossano Veneto che si interpreta e vuole sempre amplificare il suo desiderio di essere la città del ciclismo. Qui governano, qui ci sono le più grandi fabbriche, una su tutte, la Williard Triestina, che sta espandendosi in maniera importante e dà coraggio all'iniziativa imprenditoriale importante italiana. Bisogna caldeggiarle queste forze, bisogna cercare di non avere più l'invidia e di dire chi si intraprende, chi fa delle cose e crea posti di lavoro, oggi come oggi sono la vera e propria resistenza d'Italia. Come resistere nell'organizzare contro le avversità, i grandi problemi economici e la resistenza per poter dare qualcosa di socialmente utile ai nostri corridori. Si danno i cambi regolari, adesso vediamo Zecchin, adesso vediamo Battistella e tra poco vedremo anche Gobbi Alex, che è lì in prima posizione, che sta tirando in questo momento. Circuito cittadino, oramai mancano soltanto pochissimi giri, tra poco sarà la volata finale e questo trio, che sarà il trio che farà sicuramente parlare di sé in tutto questo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, da noi portato avanti negli ultimi anni, 36 anni, e io modestamente sono uno di coloro che dal 1985 continuamente racconto questa grande manifestazione, dapprima invidiata, poi dopo addirittura osteggiata. Oggi fa parte del Gran Premio Comunità Montana del Brenta quasi del 50% delle gare che si organizzano nel Vicentino, quindi anche qua basta l'invidia, basta dire cose che non sono vere. Le gare che vuol fare l'UCI 2000, che si impegna a farle, le vuole fare, le porta a termine oramai da quasi 30 anni a questa parte, quindi bisognerebbe soltanto cercare di creare quelle sinergie autentiche, senza invidia, per poter favorire questi giovani che oggi tutti in coro stanno dicendo una cosa seria all'Italia degli adulti: noi vogliamo esserci in una società non soltanto fatta di campioni, ma fatta soprattutto di opportunità, perché questi ragazzi sicuramente grande sacrificio che stanno facendo lo risporteranno durante tutto il periodo della loro vita. E ci sono tante fiere in Veneto, e tante fiere che con il maltempo hanno visto una persona, 2 persone, fiere degli olivi, fiere dei fiori. Invece qui a Rossano Veneto, con la fiera del ciclismo, c'erano più di 1000 persone, tutte là radunate
per inneggiare a questa grandissima volata a 3 dove Zecchin, Battistella e Gobbi se la stanno giocando a tutta, ma è Zecchin Matteo, postumi 73 di Oliviero, che alza le braccia al cielo con 20 cm di distanza su Battistella Michele, che sicuramente saprà farsi valere, e poi Gobbi Alex della Sant'Angiolese. Seguono nel gruppo in una bella volata Mingardo Matteo, Cicling Team Mainetti, Fabrello Lorenzo, Veloce Club Schio 1902, Pomini Tommaso, Veloce Club Isolano, Stella 81, Soave Nicola, Bovolone, insieme a Zanoncello Enrico, anche lui del look Bovolone. Poi segue Zandomeneghi, Simone del Foen Battistel, e chiude al 10° posto Stefano Grassi dell'Unione Ciclistica Mirano. Vediamo il podio subito per quanto riguarda Zecchin. Questo ragazzo oramai lo raccontiamo da diversi anni, pare oramai che sia un veterano, e invece pensate ha soltanto 16 anni, e qua vediamo l'abbraccio bellissimo tra Gobbi e Zecchin, un Zecchin che pensava di farcela. Questo è il gruppo che arriva con qualche minuto di ritardo, ma non importa, guardate quanta gente, e pioveva ed era freddo. Questo è il ciclismo si muove anche dove ci sono le difficoltà, e quindi questi saranno uomini che sapranno dire la loro anche quando ci saranno difficoltà della vita. La vita è difficile e loro lo sanno già da adesso. Andrea Castaldello, assessore allo sport di Rossano Veneto e anche titolare della Willer Triestina. Vediamo il replay e adesso di nuovo in studio e parliamo di questo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Belle immagini, ve l'avevo promesso e la promessa è stata mantenuta. Allora, parliamo del 36esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Questa era la 57esima edizione della piccola Sanremo del Veneto, però quello che è, non ci si stupisce mai di vedere queste immagini. Abbiamo visto, Rudy, con quale piglio, dimmi quello che vuoi, questi sono ragazzi che a 2 gradi, veramente c'erano 2 gradi su Aliedolo, un freddo e la pioggia che ti tagliava la faccia. Allora diamo un significato, un significato per coloro che pensano di perdere tempo, però che la gente come noi perda tempo. Cioè qua non è una partita di calcio, hai capito, 90 minuti poi è caldo, e qua bisogna andare a tutta. Io sono fortemente convinto che chi supera questo tipo di difficoltà climatiche e anche di asperità, perché ho visto anche la corsa è abbastanza dura, un domani ha qualcosa in più di una persona che non è abituata, perché anche star fuori al freddo è un'abitudine, ma è un'abitudine di testa, una mentalità, cioè la forza di volontà che ti porta a fare questo. Ti ho visto i ragazzini che scendevano, riprendevano, è proprio l'allenamento a superare certe difficoltà. Io ricordo una frase, anzi vorrei un applauso, un applauso al più grande campione che abbiamo avuto in Italia, dove da quel campione negli anni 70 si è veramente ribaltato il nord e sud dell'Italia e ha cambiato aspetto, che era Pietro Mennea. Un applauso a questo grande gigante. Dove quest'uomo, all'epoca della Germania dell'Est, con Borzov, dove tutti sapevano, Luca, anzi tutti e due Luca, che nella Germania dell'Est non è che si facevano di doping, erano il doping. Era risaputo in tutto il mondo e oggi è una prova certa. Lui soltanto, in un'intervista ha detto, soltanto la testa ha fatto sì che io potessi arrivare a 19,72. Cioè credo che questo sia il senso di quello che ha voluto dire anche Luca. Ho seguito proprio ieri sera la storia di Mennea e è vero che diceva proprio che i suoi risultati non li ha fatti in quanto al fisico, perché non era su un superdotato, ma alla tenacia, al lavoro, che era l'unico che si allenava 5-6 ore al giorno. Con carichi spaventosi, ma era la testa. Esatto. E quindi la testa riesce a fare questi miracoli, Paolo, nel senso che tante volte noi diciamo ai nostri figli, poverini, occhio che prendi freddo, occhio qua, occhio là. Qua abbiamo visto un corridore che ha vinto, che è Zecchin, che ha fatto il ciclocross, e allora voglio dire, il ciclocross l'ha fatto con 3, 4, 5 gradi sotto zero, abbiamo visto le immagini da live sotto l'acqua. Cioè, è la forza di volontà? La forza di volontà. Come smettere di fumare? Beh, adesso non guardarmi, anche quello. È la forza di volontà.
Certo. Naturalmente è una mente allenata, non più di un corpo allenato. Certo. Zanette, adesso vediamo le vostre immagini del gruppo sportivo Mosole, dove voi avete raccolto questa orda di bambini. Bah sì, la presentazione è proprio un appuntamento. Devo dire una cosa, è stata una presentazione meravigliosa. Certo che il presentatore era una riga sopraelevato, cioè nel senso un grande presentatore. Il presentatore penso che non aspetti altro, insomma, quindi cioè, per quello che è preparato. Ha dato un tono. È per quel motivo che, insomma, non si faceva niente senza presentatore. Ma 55 bambini, cosa vuol dire, Rudy? Adesso non parliamo adesso intanto questa medaglia qua, vogliamo raccontarla. La medaglia abbiamo visto sul primo piano. Può sembrare un grande impegno, invece è una grande soddisfazione, perché avere dei genitori che ti affidano un ragazzino è già un segno di fiducia. È un tesoro. E questo perché, grazie, l'ho detto prima, al lavoro che sta facendo loro due, alla tranquillità e sicurezza che diamo, ma soprattutto al sano clima che si respira da noi, perché noi non vogliamo il risultato a tutti i costi o non creiamo questo agonismo esasperato che porta sempre a dei comportamenti un po' esagerati o sopra le righe. Noi vogliamo formare questi ragazzini. E io, figo alla passione, vado avanti perché credo che sia un tornaconto per tutti, per la società, ma non solo per noi. Voi avete il posto dei giovanissimi, perché poi il gruppo sportivo Mosole vuol dire soprattutto giovanissimi, no? Io ho una mia teoria, Rudy, e non ti voglio mettere in imbarazzo, ci mancherebbe altro, ma vorrei sentire più che altro i due Luca, no? Abbiamo visto che avevano fatto una bella cosa, secondo me, quella di togliere i premi al primo, al quinto, primo, terzo, però c'è stata veramente una grande rivoluzione. Io non so come la pensate voi, io la penso che fino ai G6 potrebbero starsene un po' tranquilli tutti, però posso anche sbagliarmi. Posso dire la mia? Sì. Era una novità, ma magari era da tempo che volevano farla per magari eliminare il famoso agonismo, cioè il troppo agonismo, perché un po' di sano agonismo ci vuole, però sicuramente ci sono accordi i vertici. Però adesso abbiamo fatto di nuovo un passo indietro. Sì, è giusto che se una società, vuoi per avere più ciclisti, vuoi per essere più generosa nei confronti di chi partecipa, è giusto non chiudere l'opportunità di premiare chi fa meglio. Chi non ce la fa, domenica quella che arriverà dopo, la domenica successiva, magari si impegnerà un po' di più, ma credo che un premio vada dato. Non andava bene il premio alla squadra, secondo voi? Dove anche chi arrivava quinto, che di solito non... Per me no, perché succedeva che c'erano squadre da 5-6, anche se vincevano una gara o due gare, finita la gara potevano prendere borsa e bici e andare a casa. Perché non facevano punteggio? Perché non venivano mai premiati. Questa è un'altra cosa interessante che io sinceramente non ne avevo tenuto conto e faccio ammenda, però in effetti può essere anche questo. E allora queste squadre vanno a correre finita la gara, finita la festa. Però Rudy, c'è un po' troppo agonismo tante volte, ma in più che dei bambini, nei genitori, allora bisognerebbe trovare una chiave. Sono d'accordissimo con quello che ha detto i due Luca, soprattutto Luca Pavanello. Con la vecchia premiazione si penalizzava le piccole società, questo vuol dire anche far morire certe società che nel loro impegno, che siano 10 o 12, sono ma la prima volta che qualcuno mi dà una risposta che comunque... Sono comunque all'altezza dell'impegno di 30-40 ragazzini. Il discorso di aver tolto la premiazione sui ragazzini era quello per spegnere, un po' soffocare, quell'eccesso di agonismo che alcuni genitori portavano i ragazzini pur di prendere la coppetta, stringi l'avversario, parti prima, allenarsi di più, allenarsi sotto la pioggia, allenarsi 4-5 volte a settimana, portava che poi io alla fin fine, da ex professionista, la ritengo la radice di tanti mali del ciclismo, perché quando uno è esasperato porta sempre a fare delle scelte un po' esagerate. Un po' ai limiti. Detto questo però ha creato un eccessivo agonismo di squadra, perché poi i genitori, che sono sempre quelli, pochi, all'interno sono problemi che si ripetono da anni, facevano un eccessivo agonismo di squadra, facevano di tutto perché i ragazzini venissero a correre perché la squadra doveva vincere. Certo. Dunque sta a noi dirigenti soffocare l'eccesso di agonismo, non sta a togliere le premiazioni, metterle singolari, non singolari. Interfacciarsi con i genitori però. Sta a noi estraniare quei genitori che credono che il ragazzino deve essere un piccolo campioncino già da ragazzino. Cosa pensi, Luca, di questo? No, sono d'accordo con Rudy, non penso che dipenda da premiazioni o non premiazioni, perché anche quando quest'anno veniva premiata la società, vedevi tutti fogliettini, cartine 3+2+5,
nell'ultima gara bisogna fare 5 punti, 4 o 3. C'era lo stesso alunnismo. Dipende da noi, prima di tutto. Dagli educatori. Esatto. E poi quest'anno c'era un'altra cosa, no? L'anno scorso che per me la vedevo sbagliatissima. Togliere le penalità. Mettere le penalità alle società. E questo perché? Perché se un ragazzino per qualche motivo non veniva alla gara, veniva tolti 5 punti. Tutti i compagni, come vedevano questo bambino? Ci hai fatto perdere la coppa. Cioè, questo è veramente sì, è vero. Era un problema reale. Beh, questo allora è un passo avanti, non è un passo indietro. Cioè, voglio dire, bisognava forse far più partecipare veramente le società a questa indicazione. No, siamo tornati alle origini, c'è la penalità comunque perché l'iscrizione deve essere anche un segno di rispetto di chi organizza, perché tu non puoi scrivere 40 ragazzini e presentarti nei conventi. Però è anche vero che noi dobbiamo dare la libertà a questi ragazzini se vogliono andare al mare, o la cresima, o la prima comunione, o anche un'influenza stessa, o qualsiasi altro. Non debba essere penalizzato. Certo. Però hanno messo una penalità un po' più ridotta, saranno 3 punti al posto di 5. Comunque è sempre un segno di rispetto per chi organizza le corse. Bene, noi abbiamo parlato di Pietro Mennea, mi piacerebbe quasi concluderla questa puntata con questo ricordo di questo grande atleta. 4 lauree. 4 lauree. Allora è da qua che voglio sempre arrivare, perché poi dopo alla fine il luogo comune è che il ciclista sia il pirla, no? Sia quello. Abbiamo visto anche tanti campioni del ciclocross, mi viene in mente uno, Ponta, no? Che si è laureato, ma non soltanto lui, Filippo Baggio, un altro laureato, ce ne sono tantissimi laureati. Ecco, io vorrei capire da voi, che se avete in mano un po' la situazione, nei riguardi forse della gente comune, no? Perché avete una squadra, a me succede che mi fa un po' rabbia quando sento dire o il ciclista che si allena gli buttano l'acqua, oppure questo tipo di mentalità becera, no? di poter sempre in qualche maniera insultare il ciclista. La credo una cosa che faccia un po' male all'umanità, perché il ciclismo sta esportando veramente grandi uomini. Il ciclismo è ricco di valori e sono le fondamenta dell'attività giornaliera. Vorrei che i dirigenti in questo spingessero di più, si incacchiassero un po' di più. Abbiamo pagato dazio perché siamo troppo a contatto con la gente. Se tu vai a vedere una partita di calcio, il giocatore è lontano, se tu vai a una partita di pallacanestro, il giocatore è lontano. Il ciclista è a contatto con la gente, dunque è anche più facile criticarlo. Penso che sia questo un po' il dazio che abbiamo pagato, però rimane comunque, nonostante tutte le accuse che ci hanno lanciato, giuste o non giuste, perché il ciclismo ha avuto un buco nero che però sarebbe anche ora di finirla di accusare, perché mettiamolo via, non possiamo più parlare di cose di 10 anni fa, perché in tutti i settori quando è passato un anno non se ne parla più. Sul ciclismo parliamo ancora adesso degli anni 90. Tolto quegli errori, che poi vorrei ben approfondire i discorsi anche su altri sport, che non se ne parla mai e non sono controllati come il ciclismo, rimane comunque una disciplina amata, perché è ancora la disciplina che più di tutte forma i ragazzini. Tu hai un figlio con la casacca, voi 2 Luca ne avete? No, io no. No, tu no, ma l'altro Luca sì. Hai 2 figli che sono qua, vero? Allora io faccio sempre la stessa domanda a tutti i genitori. Io credo che un padre e una madre, il bene più prezioso siano i figli. Voi che di ciclismo ne avete masticato 100.000 volte più di me, perché siete stati interpreti del ciclismo, voglio dire, se fate fare ciclismo ai vostri figli, credo che ci sia un motivo, vero? Beh, sì. Io anche se non ho figli o figlie, ma lo trovo uno sport, insomma, che deve insegnare qualcosa, e soprattutto le basi, vista l'età, sono importanti. Dopo ci può essere anche solo ciclismo, ma l'importante è che sia un qualcosa, insomma, di formativo, con l'andare degli anni. Siamo in chiusura, io ringrazio i miei ospiti, grazie Rudi, io spero di vederti ancora, grazie ai 2 Luca, Luca Pavanello e Luca Zanette, grazie a Paolo Gobbato, vice sindaco di Pole del Grappa, anzi tra poco anche interprete della terza tappa, il 5 di maggio del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. In conclusione abbiamo detto, è vero, il ciclismo è la metafora della vita, come nella vita ci possono essere persone che si comportano bene o meno bene, però una cosa è certa, è il fil rouge che conduce questi ragazzini ad una vita che non è facile per nessuno. Ecco, chi va in bicicletta a quest'età si rende conto che nella vita, come nel ciclismo, ci sono tante salite
e poi alcune discese, ma nelle discese bisogna stare molto più attenti e i ciclisti questi lo sanno. La metafora della vita. Amici di Scratch, a settimana prossima. Grazie.